Care concittadine e cari concittadini, buona festa della Repubblica a tutte e tutti e benvenuti, anche se a distanza, a questa celebrazione. Un sentito grazie a quanti hanno reso possibile questa giornata pur nelle difficili condizioni imposte dalla pandemia. Il lavoro e il loro impegno sono stati preziosi. Un saluto a tutti i presenti, alle autorità civili e militari, ai rappresentanti, al Presidente della Filarmonica di Milano che ci permettono comunque di realizzare questo evento e alla Protezione Civile che da oltre 100 giorni ci sta supportando in tutte le nostre attività particolari. Come per la scorsa festa della Liberazione, le ardue circostanze che accompagnano questo 74° compleanno della nostra amata Repubblica diventano uno stimolo ad apprezzarne ancora di più l'importanza. Nei momenti difficili è più facile leggere l'essenza delle cose, capire quali sono davvero importanti. Come per il 25 aprile, le riflessioni che siamo portati a fare inevitabilmente non potranno prescindere dall'anomala attualità in cui siamo calati. Tra il 25 aprile e il 2 giugno esiste un legame indissolubile, un rapporto causale forte. La nascita della Repubblica è frutto dei sacrifici fatti per la liberazione. Il referendum del 2 giugno 1946 non sarebbe stato neppure immaginabile senza lo sforzo di tanti italiani e italiane durante la Resistenza. Quel referendum è stato il punto d'arrivo di un processo doloroso e al contempo l'inizio di un nuovo corso, di una nuova vita, quella dello Stato italiano come lo conosciamo oggi. Allo stesso modo, tra oggi e un mese fa, nella gestione dell'epidemia esiste un legame. Le tempistiche con cui stiamo fronteggiando l'emergenza Covid-19 ci permettono di prolungare l'analogia che avevamo avanzato lo scorso 25 aprile in questa piazza. Un mese fa era il tempo di lottare e resistere. Adesso possiamo dire che come il 2 giugno 1946 fu un punto di svolta nella storia del Paese, così questi ultimi giorni di progressive ma delicate libertà sono un punto di svolta nel rapporto con la calamità che ci ha colpito nella sua gestione. Nei giorni che abbiamo davanti dobbiamo essere bravi a gettare le basi per la nostra ripartenza, a non vanificare quanto abbiamo fatto con fatica negli scorsi mesi. Dobbiamo mostrare lo stesso senso di responsabilità e la stessa lungimiranza che gli italiani prima al referendum e i padri costituenti poi, scrivendo la Costituzione, ebbero nel progettare il nostro Paese e la sua nuova anima, nel definire un'Italia e un futuro che non finissero con lo sprecare quanto era stato fatto prima, durante i difficili anni di affrancamento dalla dittatura e dall'occupazione. La Repubblica sono le straordinarie azioni di quegli uomini e quelle donne allora. La Repubblica siamo noi oggi, nella nostra fragile ripresa della vita normale, nell'impegno affinché nessuno resti indietro, affinché ci siano meno danni, chiusure, licenziamenti, fallimenti, sofferenze possibili, affinché un Paese che ha ricostruito dal 1946 ricostruisca anche nel 2020. E ci deve rincuorare il fatto che abbiamo gli strumenti per farlo. Abbiamo iniziato a costruirceli proprio quel 2 giugno di 74 anni fa e negli anni immediatamente successivi, a partire dalla Costituzione, il perno della nostra democrazia, fino ad ogni più sottile ramificazione del nostro Stato, ogni presidio sul territorio, i comuni, le regioni, gli ospedali, le forze dell'ordine e tutto il mondo del volontariato rappresentato qui oggi in primis dalla Protezione Civile. Tutti questi organismi sono emanazione della Repubblica, dello Stato, così come ha potuto essere concepito e sviluppato a partire dal 2 giugno del 1946. Ogni 2 giugno il Presidente della Repubblica depone una corona d'alloro sull'altare della patria, in onore del milite ignoto. Come ogni 2 giugno, dunque, oggi il nostro pensiero va a quanti si sono sacrificati per l'Italia. Ma non può non andare anche alle tante vittime del Covid-19, a quanti continuano purtroppo a morire in questi giorni. Che nel muovere i primi passi verso la normalità lo si faccia nel modo migliore possibile, attento, responsabile, onesto, inclusivo. Lo dobbiamo anche a loro. E dobbiamo farlo per continuare a proteggere chi è più debole, chi è a rischio, chi da solo non ce la farebbe, perché dopo tutto è questo ciò che fa uno Stato.
È ciò per cui è nata la nostra Repubblica. E a ogni 2 giugno è nostra tradizione ormai da qualche tempo consegnare una copia della Costituzione ai neodiciottenni, come segno di accoglienza nel novero degli adulti, a monito dei diritti e delle responsabilità che da questo momento hanno. Non abbiamo voluto rinunciarci, benché in una forma non pubblica e rispettosa delle misure di sicurezza, abbiamo voluto far giungere ugualmente questo dono ai nuovi adulti del 2002. Più che mai quest'anno era importante dare questo segno di continuità, di vitalità civica. Vorrei concludere rivolgendo un ringraziamento a voi, cari concittadini. Sono orgogliosa di come la città ha affrontato questi mesi di difficoltà e di come stia gestendo responsabilmente la riapertura. E sono orgogliosa della forza vitale che vedo fremere, della voglia di ripartire, di come tutti, ogni categoria, stiano dando il massimo per contribuire a rimettere in moto Milano. Grazie. Penso non ci sia giorno migliore del 2 giugno per prometterci tutti, anche se non ce ne sarebbe bisogno, che non ci fermeremo finché non avremo riportato Milano alla normale eppure straordinaria quotidianità che conoscevamo. Viva la Repubblica, viva Milano, viva l'Italia.
Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia! Presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. La festa della Repubblica e grazie a tutti. Allora, questo 2 giugno è come il 2 giugno del 46 e si può fare una similitudine, nel senso che siamo in una fase di ripartenza e di ricostruzione di un paese che non lasci a piedi nessuno, nel senso che nessuno che perde il lavoro, che non ci siano aziende che chiudano, che si riesca a ripartire e ricostruire il paese all'avanguardia che eravamo. Questo è il senso che abbiamo voluto impostare per il 2 giugno qui a Milano.